Vi voglio presentare un altro ragazzo di Marsala che è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Vito ed ha 26 anni. Ciao Vito. Buonasera. Allora Vito, tu praticamente sei in cerca della tua donna ideale, Sì, giusto? sì. Sei di Marsala? Di Marsala, sì. Hai 26 anni? Sì. Quanto tempo è che sei single? Ma da qualche mese. Ah, da pochino? Sì, sì. Come mai è finita questa storia? Ma era pazza, diciamo, strana come ragazza. Comunque. Ho capito. E quanto tempo siete rimasti insieme? Tira 2 e 3 o 6 mesi. 6 mesi, perché anche mi prendeva in giro, diciamo. Ho capito. Ti eri innamorato? Sì, pazzamente. Sì, quindi hai sofferto? Sì, 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 pazzamente. Però sei riuscito a superare questo momento? Sì, sì, sono tranquillo comunque. Mi diverto, esco con gli amici. Mi svago, va. Certo. Non ho problemi. Dimmi Vito, tu lavori? Sì, sì, faccio l'imbianchino comunque. Privato? No, sotto dipendenza comunque. Ho capito. Sei praticamente, cioè, cosa ami fare nella vita? Quali sono i tuoi hobby? Io faccio tutto, niente di diverso. Il tempo come lo passi in una giornata? Vado in palestra, lavoro e vivo la vita, Esatto. come è giusto di viverla. Parliamo invece della musica che ascolti. Che tipo di musica ascolti? Musica ascolto italiano, house, quello che c'è di ascoltare, diciamo. Sei un frequentatore praticamente di discoteche? Sì, sì. Pub, discoteche, queste cose ti piacciono? Brasserie? Sei automunito? Sì, Quindi ti puoi spostare tranquillamente? tranquillo. Perché se ci sarebbe qualche ragazza praticamente che ti telefonerebbe o ti contatterebbe, insomma anche da Trapani, tu sei disponibile Sì, sì, c'ho degli ad amici andarci? che mi accompagnerebbero, diciamo. Mhm. Perfetto, dimmi, ti faccio un'altra domanda, a che tipo di donna sei interessato? Cioè come dovrebbe essere questa ragazza che tu stai cercando? Non ho pretese di avere ragazza per la quale, perché anche io non è che sono di bellezze estreme, diciamo. Quindi non mi posso Certo. esporre più Cioè di non tanto. cerchi la luna praticamente? No. Cerchi solo una ragazza da andare d'accordo, Sì, che mi possa vuole- che mi stare vuole con te, bene, che ti vuole bene questo. e ti rispetti soprattutto. Niente di particolare. L'età? Età, Partiamo dai 20 fino ad arrivare ai 30, ti piace? no, 30 è grande. È grande. Quindi 22, dai 20 23 mi basta. Dai 20 ai 25, Sì. tu ne hai 26, per Però cui... che sia discreta, che non si presenta qualche racchia comunque. Cioè, Cioè, dico la mia, però Certo. l'importante è che sia una ragazza che si adegua al mio aspetto fisico. guardabile, diciamo. Perché se si presenta qualche mostro preferisco, giusto? Certo. Non dare il mio numero Vito, di cellulare. no? ascoltami. Le ragazze, è giusto? La donna come ti piace? Che sia, non so, in carne o normale, o magra? Io come sono? Cioè io Normale, normale, perciò quindi deve essere, diciamo, si deve adeguare adeguata a te. sul mio aspetto fisico, diciamo. Esatto. Che cos'è che non puoi vedere in una donna? Cioè che non Quando mi puoi... prendono in giro divento una bestia, vedi? Quando mi prendono in giro divento una bestia. Cioè io rispetto e voglio essere rispettato comunque. Certo. Cioè tu non praticamente grilli per la odi testa. essere preso in giro. Sì, sì, impazzisco, capito? Esatto. Esco al di fuori della mia personalità comunque. Ma mi sembra giusto, è così. Rispetto e voglio essere A nessuno rispettato. piace essere preso in Io mi giro. sono un tipo che mi faccio gli affari miei, Certo, so stare in mezzo alle persone, capito? logico. Mentre che ti faccio la domanda inversa, che cos'è invece che tu ami in una donna? Amo una donna la sincerità comunque, il rispetto, l'aspetto fisico mi piace tanto perché la prima cosa che guardo è l'aspetto È fisico naturale per cui. e poi tante altre cose comunque, i valori diciamo, i valori io dico, no? Mentre Vito, come ti definisci tu? Io Che tipo sei? Non so, sei un tipo romantico, sei un sì, tipo... sono un tipo romantico, molto timido comunque come Sei timido? ragazzo, sono molto timido come Magari il primo approccio, magari non riesco a collegare con le ragazze, capito? Anche se mi guardano per la tua timidezza. per la timidezza, ma non perché non sono all'altezza di affrontarle o perché se sarei un tipo più sveglio ti dico la verità, ne avrei di ragazze. Solo che Invece la la tua timidezza, timidezza praticamente ti mi porta a essere solitario, diciamo. E noi siamo appunto qui per aiutarti, perché... Il punto è quello, diciamo. Certo. A me ne frego, le persone mi prendono per cretino. Cioè, No, ma guarda... non è perché faccio le interviste sono uno scemo. Certo, Sono una persona che, essendo timida, ho bisogno di aiuto. certo. E più di noi? Più Che di Alberto. tramite contatto telefonico io penso Più di Alberto che si non- possa superare questa timidezza. No, si supera, si supera. Giusto? Non ho problemi di stare in mezzo agli altri. Va bene Vito, amiche telespettatrici, avete conosciuto Vito? Vito è un ragazzo carino
che va cercando praticamente la sua anima gemella, la sua ragazza ideale. Per tutte quelle ragazze di voi che fossero interessate a contattare Vito, non possono fare altro. Posso dire sì, una cosa? sì, sì, dimmi. Però l'importante è che non mi prendete in giro, diciamo, se mi contattate, cioè fate le persone serie, cioè non fate gli snob soprattutto, Certo. cioè la cosa che odio, perché sono una persona molto intelligente comunque, vi leggo in faccia, Logico. cioè vi dico solo questo, se mi contattate non fate gli scemi. Va bene, continuiamo. Vabbè, allora amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che fossero interessate a conoscere Vito, 26 anni di Marsala, non possono fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Vito è qui, è un ragazzo serio, sta cercando di sistemarsi, non di divertirsi. No. Questa non gli interessa, per cui ripeto, per tutte quelle di voi che volessero contattarlo e mettersi seriamente con lui, gli telefonino al suo numero telefonico. Anche perché con l'età che ho non mi posso più divertire comunque, cioè esco tanto così. Vabbè, ma 26 anni non è che sei vecchio. Sì, scusa. però non sono più 18-19 anni. Lo so, capito? pensi giustamente ora a sistemarti, a crearti una famiglia, a fare dei penso figli, una persona sposarti. che mi tratta seriamente, anche perché sono una persona seria. Quanto sei alto, Vito? Sono 1,70 passato, 75 comunque. Vito è alto 1,75, quanto pesi? Peso 80 kg. 80 kg. Non sembra, ma ci penso. Vai in palestra, per cui è tutta muscolatura. Per Tutta cui... muscolatura che ho, diciamo. L'importante è che mi contattano però seriamente, Va bene. né con l'anonimo e neanche con Sentito? Anonimo niente. certe scemenze, cioè lo dico a priori, cioè se mi chiamano ok, che mi vogliono conoscere, però se hanno la presa in giro possono chiudere. Però posso dirti una cosa, essendo che questa trasmissione la vedono in tante persone, c'è sempre qualcuno che purtroppo tende a prendere in giro le persone. Tu non devi fare altro che una cosa, nel momento in cui ti chiameranno con l'anonimo, chiudi. Sì, Stop, tutto risolto. ok. Ok? Ok. Va bene, amiche telespettatrici, ripeto sempre, per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Vito, possono chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Ora Vito dirà un ultimo messaggio rivolto a voi, amiche telespettatrici che lo state guardando. Un ultimo messaggio. Se mi chiamate mi fa piacere perché non penso di essere così sgradevole come persona, cioè mi state vedendo nella televisione, anzi faccio un'altra cosa. Vi mostro qua il mio aspetto fisico, cioè Esatto. mi faccio State vedendo, amiche telespettatrici, l'aspetto vi fisico. faccio vedere il mio aspetto fisico per com'è. Vai, vai. Valutate la situazione, cioè, Valutate bene, guardate. Vai, guardate Vito. qua il mio aspetto fisico, le spalle. Gonfiate un po', vediamo. Non penso di essere così sgradevole come Per ragazzo. cui state guardando, il gonfiamento c'è, per cui automaticamente essendoci il gonfiamento. Ragazzo normale, faccio palestra, non mi monto la testa perché magari non faccio il fighetto, cioè non mi piace fare il fighetto, capito? Certo. Perché ci sono quelli che fanno palestra e fanno i fighetti. Io sono una persona semplice che vengo qua al brasserie, Va mi bene. faccio i cavoli miei, parlando in siciliano. Questo, l'ultimo messaggio è questo. Ok, allora un ultimo gonfiamento per le telespettatrici che stanno guardando. Guardate. Questo è il mio aspetto fisico generale che ho. Perfetto. Valutate voi, Ok, va bene. signorine, solo questo. Ok, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente anche Vito. Ciao. Vi saluto a tutti. Ciao, ciao. Statevi bene comunque. Oh yeah.